Gualtiero Grandini, allenatore degli allievi 96, che squadra è questa? Questa è una squadra che sta facendo campionato nazionale, siamo l'ultimo anno nel settore giovanile, dopo dall'anno prossimo passeranno a fare la primavera, spero la maggior parte dei ragazzi che ho io. Insomma. E c'è qualche elemento che si sta mettendo in evidenza? Ma sì, qualche elemento interessante c'è. Siamo la squadra allievi 96. E chi è il più bravo? Lui. È il più simpatico? Io. Lui. E il più bello? Io. Lui. Emanuele Pellizzaro, detto Lele Pellizzaro, che tutti conoscono, è l'allenatore degli allievi 97. Com'è questa squadra? Questa squadra dà delle soddisfazioni perché sono ragazzi che hanno voglia di allenarsi, tutti, e già trovare un gruppo così predisposto al lavoro dà soddisfazione a un allenatore. Poi dobbiamo migliorare tante cose, ci sono dei ragazzi che ancora devono tirare fuori le proprie qualità, però vedo che hanno una buona predisposizione per migliorare, questo è già importante. Abbiamo fatto delle buone gare, altre un po' meno, e giochiamo contro avversari che hanno un anno in più di noi, dunque a volte soffriamo un po' questa differenza di un anno che alla loro età si fa sentire, soprattutto nei secondi tempi. Però è una squadra simpatica. Molto simpatica, sì. E siamo tutti bravi. Tutti? Sì. Però bisogna vincere il campionato. Sì, bisogna vincerlo. Perché il mister si lamenta se no. Penso che il suo obiettivo non è quello di vincere il campionato, è vedere che noi giochiamo bene dopo. Ragazzi, la fidanzata mi ha lasciato, quindi sono triste. Sofia, ti prego, ritorna con me. Riccardo Bovo è l'allenatore degli esordienti 2001, è dura con questi ragazzini? No, non è dura, è un piacere essere qui con loro. L'obiettivo nostro è sempre quello di far crescere i ragazzi e di farli star bene qui insieme a noi. Ragazzi vivaci naturalmente. Sì, devono essere vivaci. Ma fate arrabbiare il mister? No. Come no? Il mister ha detto di sì invece. Dipende, non lo so. Chi vorresti diventare? Gianni. Gianni? E chi è Gianni? Quello là. Fa vedere chi è Gianni, fuori Gianni. Caserta. Eccolo là. E tu chi vorresti diventare? Cavani. Cavani. Sei attaccante? Sì. Quanti gol hai fatto? 0. Non lo so. Ah beh, bravo. Adriano Zaccopè, allenatore di tutti i portieri delle giovanili. Beh, diciamo che sono responsabile della squadra portieri, poi abbiamo altri 3 preparatori che sono Massimo Mattiazzo per la primavera e Daniele Fiorini per i giovanissimi e Federico Bea, esordienti attività di base. Allora, oggi sei qui con questi 4, come sono? Ma devo dire, sono bravi, si impegnano molto, hanno visto che ci siete voi e quindi ci tengono in maniera particolare, però a parte gli scherzi sono tutti ragazzi che hanno tanta voglia di apprendere e molte volte soffrono anche per quello che fanno e per quello che vorrebbero ottenere, però insomma, noi cerchiamo sempre di essere il più possibile leggeri, perché sono ragazzi ed è giusto che sia per loro sempre un gioco. Ma qualcuno diventerà come eri te? Ma io dico sempre che alla loro età ero molto più scarso, per cui insomma quello che mi auguro è che loro si prendano delle belle soddisfazioni che possono essere quelle che ho ottenuto io, qualcosa di meno, qualcosa di più, l'importante è che facciano sport in maniera sana e che lo sport li aiuti a, diciamo, a fargli conoscere i valori importanti della vita. Nicola Marangon, allenatore dei giovanissimi nazionali 98, che squadra è questa? È una buona squadra perché ha una buona qualità sia fisica che tecnica e che quest'anno sicuramente farà un ottimo campionato come sta facendo. Questa è un'età difficile da seguire? Sì, penso che sia l'età più difficile perché sono in un momento di evoluzione in tutti i sensi, dunque sì, comunque è una gran bella categoria. Spero di trasmettergli la mia esperienza, spero di trasmettergli il mio passato, quello che sono stato, dunque cercare che anche loro un giorno abbiano la possibilità di poter vivere quello che ho vissuto io. Ma mi hanno detto che questa squadra ha molto spirito di gruppo. Sì, dai,
in effetti è vero, siamo una squadra unita. In tutto. Un po' più disciplinati. Siamo un po' esuberanti. Qual è il più bravo qua? Il mister. E il più furbo? Moretti. Moretti chi è? Lui. Moretti, fatti vedere Moretti. Perché sei il più furbo te? Ma che parla? Non lo so. Costa il più bello? No. No. Ciao! Forza Paolo!